Allora, fra poco inizierà la partita tra il Pattada e il Tuttavista Galtellì. All'inizio abbiamo avuto problemi con la trasmissione, ho dovuto cambiare gestore, sono passato da Vodafone a Timmy, speriamo che questo si comporti bene. Comunque sto registrando e in tal caso si manderà in diretta, in differita. Le squadre si portano al centro del campo per il classico saluto. Tra poco inizierà la partita tra il Pattada e il Tuttavista Galtellì. Tempo buono. Scusate, spazio saluto delle squadre, speriamo che la linea ci assista perché prima non ci assisto niente, non ci ha assistito. Comunque abbiamo una linea un po' ballerina che fa ballare anche il mio cuore. Tutto tensione, va bene, non va bene, tutto sulla mia pelle. Adesso l'arbitro inizia, adesso sta guardando, andate a guardare le reti delle porte, che non ci sia qualche buco. Speriamo bene, proprio speriamo bene. Questa variante veramente non mi piace per niente, non mi piace perché è troppa tensione. Adesso che inizierà la partita aspettiamo il fischio dell'arbitro, come manderò il contagiri. L'arbitro è fischiato, io continuo comunque col primo fischio. Eccoci qui, 13 secondi dopo. Il Pattada in possesso di pallone. Palla verso nulla di fatto. Allora il Galtellì, Tuttavista Galtellì gioca la maglia rossa, il Pattada con quella verde bianca. Come potete vedere allo sfondo verde, vuol dire è rivolto indica che è la squadra Pattada. Fatta l'iniziata da un minuto. Ecco Giorgio Floris in aria, la difesa fa padrona del campo. Maratelli, ancora il Pattada. Purtroppo Giovanni Cadà non è riuscito a girare il pallone. Comunque molto pericolosa l'azione del Tuttavista Galtellì, molto pericolosa l'azione del Tuttavista Galtellì, rimessa da parte del portiere del Pattada. Vediamo, ecco Pattada che lancia il pallone con il Pattada.
La difesa è tutta vista, gioca bene il pallone, riesce ancora Caggiu, Mastio, palla fuori rimessa per il Pattada. Rimessa per il Pattada. Ricordiamo che il Pattada si trova in posizione una delle ultime, mentre tutta vista Caltellì si trova prima in classifica, 4 punti alla seconda, perciò entrambe vogliono vincere. Vabbè, tutte le squadre in questa situazione, in altre situazioni vogliono vincere, ma in questo caso tutta vista per tenere il primato e la Pattada per non retrocedere. Sembra che la linea questa volta sia buona. Simone Mameli verso, ecco, ancora Giovanni Cadau, il portiere ha avuto la meglio, palla in possesso del Pattada, però palla rimessa da parte del portiere del Pattada, palla ancora buona, Caggiu, palla fuori, rimessa per tutta vista Caltellì. Mastio, sono trascorsi 4 minuti dall'inizio del primo tempo, tanto 0-0, ancora nessun tiro in porta, si è presentato 2 volte Giovanni Cadau, però non è riuscito a girare il pallone nel verso giusto. Con il Pattada, Mastio, Maratelli, Pattada che avanza, palla fuori, rimessa per il Pattada, anzi rimessa per il tutta vista. Andrea Mameli, Maratelli, con la Pattada, possesso di pallone, Maratelli, palla campanile e supera il centrocampo, con il Pattada, palla al centro, risolve Mastio, Fabrizio Lai, palla fuori, rimessa per il fuorista Caltellì.
ma addirittura al 0%, perciò sa come possiamo essere poco sicuri. Eppure segna che ci sia abbastanza linea, però poi alla fine è insufficiente per la diretta. Ancora il portiere prende la palla dalla testa di Giovanni Cadau. Rimessa del portiere. Gol. Ancora Giovanni Cadau, questa volta Giovanni Cadau non ha sbagliato. Giovanni Cadau questa volta non ha sbagliato. Gol di Giovanni Cadau al terzo tentativo. Giovanni Cadau risultato 1-0 per il Tutta Vista Galtellì sul Pattada. Gol di Giovanni Cadau, sempre lui il bomber del Tutta Vista Galtellì, il numero 10 del Tutta Vista Galtellì. Pattada. Pattada in area di rigore del Tutta Vista, cerca di impostare. Giorgio Floris in possesso di palla. Gol lì. Fabrizio Lai non ha saputo approfittare della ghiotta occasione. Alta di poco il tiro di Fabrizio Lai. Speriamo che il gol Giovanni Cadau sia preso, che non sia capitato quando la linea stava traballando. Andrea Mameli, Barattelli, non riesce Rodriguez a prendere il pallone. Ricordo il risultato, Tutta Vista in vantaggio sul Pattada al 7° minuto del primo tempo. Palla buona, giocabile, non è uscita. Fuori, rimessa per il Tutta Vista Galtellì. Andrea Mameli, Tutta Vista cerca di impostare. Fabrizio Lai, per il pallone ancora.
Bravo Cargiu. Cargiu imposto al contropiede. Gol facilissimo, no, il tutto a vista Galtellini non ha sfruttato la ghiotta occasione, poteva anche tirare subito Cadao. Vizzolai, calcio d'angolo. Occasione pericolosa per il per il Pattada, sventata in calcio d'angolo dal tutta vista Galtellini. Calcio d'angolo per il Pattada. Il giocatore del Pattada non è riuscito a girare bene la palla, se ne impossessa Giovanni Olianas, Simone Mameli. Giovanni Olianas prende il pallone, evita il calcio d'angolo, sarà rimessa fatta da Giovanni Olianas. Mastio, Barattelli, Mastio supera il centrocampo, ancora in palla in possesso delle Pattada, però ancora in Pattada, cerca di impostare, un altro calcio d'angolo per il Pattada. Secondo calcio d'angolo in favore del Pattada. Siamo al 16° del secondo tempo, risultato in favore del tutta vista Galtellini per 1-0. Calcio d'angolo. Ecco, insomma, Giovanni Cadao. Tutto solo, non è riuscito a svincolarsi in mezzo ai difensori del Pattada. Così, con ordine. Simone Mameli, Busu. No, come? Ha dato un passaggio dopo che si chiude di nuovo. O italiano salto bella. Inglese.
primo non era fallo, il secondo sì, infatti l'arbitro l'ha punito. Corre Pattada. Baratelli con Nicolau, peccato non ha preso Lai. Caggiu con il possesso di pallone. Che è successo? C'è un giocatore a terra, ecco perché Giorgio Flores ha lasciato, buttato fuori il pallone. L'arbitro indica il giocatore sembra di capire chi fosse, chi è. Mi sembra che sia Simone Mameli, il giocatore che ha subito. Il Pattada restituirà il favore in quanto era il giocatore battuta vista che ha visto il giocatore a terra, ha buttato fuori il pallone. Ecco che rientra Simone Mameli. Punizione, ancora un'altra punizione, un altro giocatore a terra. Sembra che sia il fratello di Simone, Andrea Mameli. A terra. Più, tiragli un pizzetto! Andrea Mameli, quanto visto si allacciava le scarpe. Mameli, non è rifatto, passa in possesso degli avversari. Bravo Mastio. E perché non poteva giocare, non poteva toccare il pallone con le mani perché era fuori dall'area. È riuscito comunque a evitare discorsi. Caggiu, Salvatore Caggiu verso il centro. Ancora un'occasione favorevole per tutta vista, ancora non sfruttata per un pelo. Non si è riusciti a indirizzare il pallone nello specchio della porta. Baratelli, ancora uno sbaglio. Ecco che avanza la Pattada.
ancora in calcio d'angolo per il Pattada. Pubblico sembra di vedere molto numeroso, diciamo 50/50, cioè allo stesso modo è numeroso il pubblico di Valtellina. Non è riuscito, anzi no, è riuscito il portiere, ad evitare una calcio d'angolo, sembra che è il quinto calcio d'angolo in favore del Pattada. Qua l'ennesimo calcio d'angolo. Si va sempre a cercare Giovanni Cadao, però è troppo solo, inutile passare il pallone da solo, anche se bravo non può fare tutto. Rimessa per il Pattada. 24 minuti sono trascorsi dall'inizio del primo tempo, risultato in favore del Totavista Valtellina per 1-0, gol di Giovanni Cadao. Il Pattada sempre in possesso di palla. Fallo, ha visto un fallo l'arbitro. Rimessa di Giovanni Olianas, palla che supera il centrocampo. Con la tutta vista, poteva anche il portiere lasciarlo andare via, perché in fin dei conti era un tiro loro, non è stato respinto da nessuno. Comunque il portiere si è impossessato comunque del pallone. Caggiu verso Andrea Mameli, ancora Caggiu, esce fuori il Pattada. Ancora il Pattada, gli esce Caggiu a possessarsi del pallone, ancora Caggiu gira, ancora lui in possesso di palla. Peccato, purtroppo l'hanno presa gli avversari. Spazza via Simone Mameli. Tuttavia ci sono capitate 2 o 3 occasioni che molto ghiotte, che non ha saputo approfittare.
Nel Pattada ancora non abbiamo visto un tiro, perché i giocatori Dai che del pareggiamo! Tutta Vista si sono trovati sempre padroni della difesa e hanno spazzato via in calcio d'angolo. Un altro angolo, tanti angoli, troppi angoli concessi dal Tutta Vista al Pattada. Gli angoli sono molto pericolosi in aria. Non è sembrato che Tutta Vista ne aveva battuto qualcuno. Ancora palla verso Giovanni Cadau, tutto solo, come sarebbe, non ho visto. Sembra di capire che cosa sia successo. Ha fermato il gioco perché è un giocatore ancora a terra, il giocatore del Pattada a terra. Ecco l'arbitro che chiama i sanitari, vediamo di cosa si tratta. Già siamo a 29 minuti dall'inizio. Un risultato in favore del Tutta Vista sul Pattada per 1-0, gol di Giovanni Cadau al 7° minuto. Punizione per il Tutta Vista, si incarica Baratelli. Non si capisce, forse era fuori gioco, non so. Giovanni Cadau, vediamo se Giovanni Cadau riesce. Meno male che non c'era nessun giocatore del Tutta Vista davanti, perché questa respinta del portiere poteva essere fatale. Punizione a favore del Pattada. Non capisco che cosa possa dire l'arbitro Mastio, che poi io guardo il monitor, certe volte mi distrago, non sono molto presente nell'azione, anzi questa volta sono in piedi e vedo anche il campo, altre volte vedevo solo il monitor. Mi è sembrato di capire che il giocatore del Pattada era in fuorigioco o qualcosa del genere. Punizione Olianas, respinta, palla fuori, rimessa per il Pattada. Ancora il Pattada, il possesso di pallone.
arbitro fischia, punizione per il Pattada. Con il risultato in favore del Tutta Vista Caltellì 1-0 sul Pattada, il gol di Giovanni Olianos al settimo. Palla era uscita, rimessa per Tutta Vista Caltellì, Simone Mameli, Giorgio Floris. Ancora il portiere ha sventato un tiro di Giovanni Cadau. Questa volta dovrebbe essere calcio d'angolo per il Tutta Vista Caltellì. Anzi, calcio d'angolo è dall'altra parte. Ricordo il risultato 1-0 per il Tutta Vista Caltellì. Ancora il portiere, bravo il portiere, ha intuito e non ha dato modo agli attaccanti del Pattada di impossessarsi il pallone. Con rimessa del portiere, respinta dalla difesa del Tutta Vista. Con Fabrizio Lai che insiste, palla fuori, rimessa per il Tutta Vista Caltellì, anzi il contrario, palla fuori, rimessa per il Pattada. Punizione in favore del Pattada. Respinge la difesa del Tutta Vista, però ancora il pallone nei piedi del Pattada. Punizione a favore del Tutta Vista Caltellì. Simone Buso, Mastio verso Simone Mameli in avanti a cercare Giorgio Floris. Calcio d'angolo in favore di Tutta Vista Caltellì.
Anche la difesa del Pattada in affanno dopo aver battuto 7-8 calci d'angolo quando la difesa del Tuttavista era in affanno. Adesso è toccato al Pattada respingere e mandare in calcio d'angolo Fabrizio Lai. Nulla di fatto, palla respinta lo stesso, un altro calcio d'angolo, sarà sempre Fabrizio Lai incaricato del tiro. Vediamo se sarà più fortunato questo tiro. Ancora un calcio d'angolo, terzo continuo. Terzo tiro da calcio d'angolo continuo dove la difesa del Pattana si è difesa mandando pallone per 3 volte in calcio d'angolo. Con il portiere respinge. Rimessa per tutta la vista Galtellì. Caggiu verso Simone Busu verso il centro a prendere Fabrizio Lai. Stio ancora per un pelo, ancora Giovanni Cadau per un pelo non riesce, molto pericoloso il tutta vista con Giovanni Cadau. Ancora Fabrizio Lai, ghiotta, occasione, tiro fuori. Comunque tutta vista molto pericoloso, fino adesso poco fortunato, oltre il gol ha avuto tante altre occasioni che poteva realizzare, ma per adesso non è stato fortunato. Rimessa di Giovanni Olianas. Punizione per il tutta vista Galtellì. Maratelli. Caggiu, il giocatore ancora a terra questa volta del Pattada. Ancora l'arbitro richiede ai sanitari per curare il giocatore a terra.
Ecco il giocatore che si rialza. C'è una rimessa per il Pattada. Che ritorna il pallone a tutta vista, l'aveva tolto tutta vista per dare modo ai soccorsi al giocatore. Fabrizio Lai messo al centro, Caggiu, ancora Caggiu messo al centro, nulla di fatto, i giocatori del tutta vista non sono riusciti a indirizzare verso lo specchio della porta, però ancora tutta vista in possesso di palla. Fabrizio Lai, ancora il portiere, bravo il portiere a sventare il tiro di Fabrizio Lai. Comunque mi sembra strano che il fatico di Fabrizio Lai ha tirato fuori perché non si... Il primo tempo dovrebbe essere, siamo già al 45esimo. Vediamo se l'arbitro, visti tutti questi infortuni, recupererà. Sicuramente sì, vediamo quanto. Dobbiamo notare che tutta questa lì sta creando un sacco di palloni, fino adesso non molto fortunati. Rimessa per Simone Mammeli che si incarica, Giorgio Fluris, calcio all'angolo, calcio all'angolo, sempre Fabrizio Lai che si incarica, nulla di fatto, palla in possesso dei difensori, finisce la partita, finisce il primo tempo, i giocatori negli spogliatoi, il risultato 1-0 in favore del tutta vista Caltellì. Bisogna dire che tutta vista ha creato un'infinità di azioni, non è riuscito a dare il colpo finale. Il Pattada non ha proprio tirato in porta perché i difensori del tutta vista hanno sempre mandato in calcio d'angolo. Vediamo qui un folto pubblico da una parte e dall'altra.
Aquí no está giro. Togliamo l'audio, ok. Ci sentiamo dopo, all'inizio del secondo tempo.
Ecco, ritorniamo con l'audio. Le squadre stanno ritornando sul campo. Tra poco inizierà il secondo tempo. Ancora l'arbitro, quando saranno tutti i giocatori schierati, fischierà l'inizio del secondo tempo. Ecco, si inizia. Rimessa per i Pattala. Palla fuori dal rettangolo, Ciocco, richiesta dall'arbitro, Simone Mameli. Ancora Simone Mameli. Simone Mameli è caduto, così non ha simulato sicuramente niente, infatti non ha né protestato né niente, infatti l'arbitro non ha preso nessun provvedimento. Rimessa del portiere delle Pattala. Rimessa per il Pattala. Pattala in possesso di pallone, esce bene la difesa di tutta vista. Un altro giocatore a terra, il numero 9 del Pattala, si rialza, nulla di grave. 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Palla nelle mani di Giovanni Olianos, portiere del Tutta Vista. Ancora un'occasione ghiotta per il Tutta Vista, non ha saputo approfittare, palla fuori. Insomma, non ho capito cosa è successo, non sembrava che cercavano qualche pallone, perché tanti palloni sono usciti fuori nel rettangolo. Col Pattala in possesso di palla.
per tutta vista. Peccato che non è riuscito il giocatore del tutta vista a possessere il pallone, era in una buona posizione. Poi Bizzonai, ancora lui. Sta giocando un po' a ping pong. Rimessa per tutta vista Galtellì. 4 minuti dal secondo tempo, ricorda il risultato acquisito nel primo tempo da tutta vista Galtellì per il gol di Giovanni Olianas al 7° minuto del primo tempo. Rimessa per Simone Mammeli. Busu, Bizzonai, ancora Giovanni Cadau, ancora Rodriguez, Calma, tranquilli. Sergio Floresi non riesce, ancora palla in possesso delle Pattata, scivola un po' l'attaccante e ne approfitta il difensore del tutta vista. Comunque palla ancora in possesso del Pattata. Ha preso l'arbitro. Rimessa per tutta vista Galtellì. Sei minuti sono trascorsi dal secondo tempo, risultato sempre 1-0 per tutta vista Galtellì, acquisito nel primo tempo al 7° minuto per il gol di Giovanni Cadau. Nel primo tempo abbiamo visto il tutta vista che ha creato un sacco di occasioni sfortunate nella parte finale, non è riuscito, diciamo per sfortuna, a aumentare il vantaggio. Punizione a favore delle Pattata per fare il fallo sul proprio giocatore.
È caduto anche il segnaline. Ecco, l'allenatore del Pattara si lamenta con l'arbitro, non capisco per cosa sia. Stava ammonendo il giocatore del Pattara, mi sembra, non era un po' distratto e non l'ho visto. Caggiu, incaricato del tiro, Caggiu. Palla verso il centro, respinto della difesa del Pattara. Nove minuti sono trascorsi dall'inizio del secondo tempo. Palla fuori, buttata da Andrea Mameli, rimessa per il Pattara. Ancora fuori, rimessa sempre per il Pattara. Ancora rimessa sempre per il Pattara. Vediamo se tutta vista riuscirà a andare in contropiede. Nulla di fatto, palla fuori, non ha raggiunto Giovanni Cadau. Rimessa per il Pattara. 10 minuti del secondo tempo. Tiro in parte dell'attaccante del Pattara, completamente fuori. Va a recuperare il portiere Olianas. Che è quello del Giamelli? Ha risposto? No, chiamalo due da. Rimessa da Giovanni Olianas. Vista non riesce a chiudere la partita, anche se in vantaggio 1-0, non ci vuole niente per Ma quando mai donarci su pallone che il bolla sempre fuori. 12 minuti sono trascorsi, il risultato 1-0 per il Tutta Vista Caltellini, acquisito nel primo tempo con gol di Giovanni Cadau al 7° minuto del primo tempo. Nel secondo tempo ancora nessun gol. Cambio addirittura, vediamo l'allenatore del Pattara, cambia 3 uomini tutti insieme, cambio 3 uomini, tra cui vedo anche un giocatore abbastanza
parlare, dica. Barattelli chi è? Chi? Il numero Barattelli. 4. Ah, Barattelli 4. Sì. Il coordinatore del Pattata. Cambiato 3 giocatori, tra cui il numero 18, che dovrebbe essere un po' avanti, non giovanissimo, anzi proprio giovanissimo no, al contrario, di una certa età, almeno sembra, poi non so. Ancora Giovanni Cadao non è riuscito, ci è arrivato prima il portiere. Rimessa per il Pattata. Non si stuvano, era male. Cambia fallo. Capita molto spesso che l'arbitro cambia il fallo perché quello che non faceva non ha fatto come il regolamento prevede. Ora Giovanni Cadao sempre troppo solo. Il fallo non l'ha fatto, dice l'arbitro, ha fatto Giovanni Cadao, non il difensore. Punizione per il Pattata. È andato in gol il Pattata, purtroppo è andato in gol il Pattata. 1-1. Al 16esimo 1-1 è andato in gol il Pattata. Ha pareggiato il Pattata 1-1. Pubblico ormai mister il 9. punizione, si incarica Fabrizio Lai. Non riesce Salvatore Caggi a tenere il pallone dentro il campo. Il pubblico di Pattata ci crede, vogliono vincere come tutti. Il pubblico di Tutta Vista ci crede, vuole vincere, ma dopo il gol
quelli del Pattala gridano di più. E ribatti. Bravo. Calma Gabriele. Ambizionari verso Giovanni Cadau. Questo era fallo, mi dispiace per l'arbitro, però questo era fallo. L'arbitro non ha sanzionato. Adesso questo lo ammonisce sicuro perché l'ha spinto. Questo è Giovanni Cadau. Ammonito Giovanni Cadau. Ricordo il risultato. 1-1. Pattala è riuscito a raggiungere in tutta vista. Che si pallone sul limite serie minore. Paga cross. Come che questa punta si chiede cross. Simone Buso respinge a trovare Giovanni Cadau. Motore Caggiu. Fuori gioco! Facciamo il tifoso, dai. Caggiu verso Barattelli verso il centro, non si riesce ancora, il pallone è buono comunque, non è riuscito Giorgio Floris a indirizzare il pallone nella direzione giusta. Siamo al 22esimo, 1-1 il risultato. A destra Gabriele! Attaccato Bruschiani! A Martino! Silenzio! Il pubblico si lamenta, ognuno vuole avere ragione. C'è la punizione a favore della Pattata. A sinistra! Come lo vedi?
Ilianas che ha intuito il tiro. Fuori purtroppo. Rimessa per tutta vista Caltellì. Andrea Mameli verso Giorgio Floris. Ancora sfortunato tutta vista Caltellì, palla a fin di palo, una bella occasione per il tutta vista ancora non sfruttata, mentre ho visto poco dal Pattara, a parte il gol che hanno fatto, non hanno granché impegnato il nostro portiere. Agli ostacoli. Rimessa per impattata. Palla ancora fuori, rimessa sempre per impattata. Siamo al 26esimo, 20 minuti al termine del tempo regolare. Risultato bloccato. Non ci riesce ancora Giovanni Caravo a raggiungere il pallone. Rimessa per il tutta vista questa volta. Andrea Mameli verso Caggio all'indietro, ora nulla. Fabrizio Lai, Simone Mameli, Fabrizio Lai. Peccato, no, nessuno dei suoi propri compagni ha intuito, ne è andato a capire le intenzioni di Fabrizio Lai. Baratelli perde il pallone, Baratelli per poco no, combinava un guaio. Però i 9 questo che non me la sa bene, ma i 9 mi sta appoggiato. Questa partita.
Purtroppo non esiste partita facile, o giochi con la prima, giochi con la seconda, giochi ancora anche con l'ultimo. Gol di Salvatore Caggiu, gol di Salvatore Caggiu, bravo Salvatore Caggiu, gol, il Tuttavista di nuovo in vantaggio 2-1 sul gol di Salvatore Caggiu, Salvatore Caggiu, sempre lui il risolutore più di una volta, anche il pubblico presente numeroso qui incoraggia il Tuttavista che è ritornato ad essere in vantaggio con il gol di Salvatore Caggiu al 29esimo. Salvatore Caggiu ha portato di nuovamente in vantaggio il Tuttavista Galtellì. Dopo tante respinte di altri giocatori non è riuscito il portiere questa volta a salvare. Siamo al 31esimo, il Tuttavista è ritornato in vantaggio con un gol di Salvatore Caggiu, rimessa per il Pattada. Batti ribatti, calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Pattada. Fallo su Giovanni Catao, a terra il difensore del Pattada, che sembra che non sia niente di grave, si rialza, soccorso anche dal portiere Giovanni Olianas. Si batterà la punizione, Baratelli incaricato, del tiro. Palla era già fuori quando Fabrizio Lai l'ha rimessa in gioco. Ancora palla al portiere, ancora Caggiu verso a trovare il proprio compagno Giovanni Catao, Baratelli, stavolta palla fuori, rimessa per il Tuttavista Galtellì.
34 minuti sono trascorsi dall'inizio del secondo tempo. Palla rimessa, batte la rimessa il nostro portiere, il portiere di tutta vista Giovanni Cadau. Palla che non sempre al centrocampo, ancora Fabrizio Lai cerca il proprio compagno, non lo trova, anzi è bravo però il difensore del Pattara a non fare arrivare il pallone all'avversario. (35 minuti, 10 minuti ancora per la fine del secondo tempo regolamentare). Siamo al 35esimo. Palla fuori, rimessa per il tutta vista Caltellì. Simone Mameli si incarica verso Giorgio Floris, ancora fuori, palla sempre rimessa per il tutta vista Caltellì. Giorgio Floris non riesce ad agganciare il pallone. Simone Busu, Barattelli, numero 4 Barattelli, perde il pallone, comunque Barattelli gli dà una punizione per fallo. Ai ai ai. 36 minuti sono trascorsi, 9 minuti alla fine del tempo, alla fine della partita. A parte che c'era anche il fuorigioco, comunque il portiere ha fatto il pallone, si è impossessato del pallone. Giovanni Olianes sulla rimessa, questa volta supera il centrocampo a cercare Giovanni Cadau. Giovanni Cadau è lui che ha commesso il fallo. Sentiamo il pubblico che si scontrano tra di loro, cosa che non c'entra niente con il calcio. Ci si è proprio ignoranti. Si viene a vedere una partita e poi in sardo si ingiuriano gussati. Finisce che si picchiano pure gli spettatori, ma cosa veramente dell'altro mondo. Io dico che uno si viene a vedere una partita, non a scontrarsi uno con l'altro. Ecco, grossa occasione ancora per il tutta vista Caltellini, non è andato a buon fine il pallonetto. 39 minuti sono trascorsi. Barattelli. C'è nessuno, c'era Giovanni Cadau in fuorigioco.
punizione in favore del Pattada. Punizione in favore del Pattada. Pattada respinto il tiro. Ancora rimessa per il Pattada. Il giocatore ammonito il giocatore per proteste, contestava l'operato dell'arbitro. 4 minuti al termine del tempo regolare. Ancora una punizione molto vicina, molto più vicina di quella di prima, molto pericolosa, molto pericolosa. Punizione a favore del Pattada in una posizione abbastanza pericolosa. Carica sempre il numero 10, mi sembra. Ancora una punizione, anche se più lontano, una punizione ancora per ancora una punizione per il padrone di casa, il Pattada. Siamo al 43esimo. Nulla di fatto. E questa è la prima classifica, vergognatevi! Abbiamo comprato gli arbitri! Noi compriamo gli arbitri, siamo
gioco di Giovanni Cadao, buon gioco Giovanni Cadao, così ha deciso l'arbitro. Siamo al 45esimo del secondo tempo, ancora il risultato in favore del Tutta Vista sul Pattada. Rosso per il portiere, cartellino rosso per il portiere. Scusa, perché è espulso? Perché l'ha espulso? Ma perché? Ah? Forse ha toccato il pallone con le mani, forse. Era fuori aria. Ecco il portiere espulso. Andiamo a capire chi prenderà il posto del portiere. Il Pattada toglie un giocatore e fa entrare il secondo portiere. Punizione per il Tutta Vista Galtellì. Questa volta tocca alla Tutta Vista battere la punizione per il fallo del portiere, poi espulso. Vediamo chi si carica del tiro. Siamo già 2 minuti fuori, il tempo regolare è già finito, ci sono già 2 minuti di recupero. Ancora Giovanni Cadao, 3-1, ancora Giovanni Cadao, doppietta di Giovanni Cadao. 3-1 il risultato. Bravo Giovanni Cadao. È finita addirittura la partita, è finita proprio dopo il gol, è finita la partita. Si sono recuperati 7 minuti. In Tutta Vista la chiusa subito dopo il gol. 3-1 per il Tutta Vista Galtellì. Pubblico super contento, pubblico nel Tutta Vista super contento, vedi un po', si è vinto quando sembrava che la partita fosse un po' in bilico. Contento anche il mister Franco Solinas,
bravo. Anche lui ha sofferto, abbiamo sofferto tutti i tifosi del Tutta Vista hanno sofferto. Dopo il gol abbiamo visto un Pattata veramente che sembrava in palla e ci ha dato, sembrato che ci poteva dare, che poteva darci molto fastidio. Togliamo l'audio, qui finisce allora, 7, 9, finale. Il pubblico di Galtellì si ritorna a casa contento. Una partita sofferta, molto sofferta, soprattutto quando il Pattata, dopo aver fatto il gol a Tutta Vista, sembrava che si poteva darci molto fastidio. Dopo, quando ha raggiunto il pareggio, il Pattata che ha segnato il gol, automaticamente si è temuto per il peggio. Ci vediamo alla prossima con la partita in casa contro il Portocervo, partita molto difficile per entrambi. Speriamo che sia sempre il Tutta Vista, perché il Tutta Vista è primo in classifica, dovrebbe avere più chance. Alla prossima.